Azienda idrica, Comuni Agrigentini, oggi all'Ati la firma con il notaio per la consortile che gestirà l'acqua pubblica. Inchiesta a Waterloo, il Tribunale della Libertà esamina i ricorsi, protesta dei dipendenti di Girgenti Acque. Il sindaco Annalbe alle prese con una doppia crisi, precari del comune in e turbini, tutti contro il primo cittadino. Premiato Nava, il super testimone dell'omicidio di Livatino, ma non era presente, ancora a rischio. Tutti sulla Marna Bianca, come se non fosse posta sotto sequestro, e chi ha dovere di vigilare non lo fa. La denuncia di Maria Amico. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'azienda idrica consortile. L'Ati ha battezzato la nuova società denominata AICA dopo la scelta del CDA. Oggi la firma con il notaio. In protesta i lavoratori di Girgenti Acque. Arturo Cantella. Al via la nuova costituzione della società che gestirà il servizio idrico nella nostra provincia. Si chiama AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Il presidente scelto è il dottor Gerlandino Castaldi, quindi i due membri del CDA, l'ingegnere Fiorella Scalia e l'ingegnere Osvaldo De Gregoris. I sindaci oggi presso i locali dell'Ati idrico in assemblea per sottoscrivere l'atto costitutivo della stessa davanti al notaio Maria Orlando. Ma oggi è un traguardo importante sia per Agrigento ma anche per tutti gli altri comuni della provincia agrigentina. Stiamo aspettando qualche altro nostro collega per poter poi finalmente firmare col notaio questa costituenda azienda consortile. Per quanto riguarda i lavoratori non ci sarà nessun problema, noi come obiettivo nostro personale è quello della salvaguardia del lavoro e di tutti coloro che sono dipendenti e che comunque orbitano attorno alla problematica dell'acqua. Quindi massimo rispetto per chi ha lavorato e per chi lavora. Da una parte c'è che finalmente i comuni avranno un ruolo importante nella gestione del servizio idrico integrato. Dopo tanti anni di battaglie finalmente l'acqua ritorna di nuovo in mano ai comuni, in mano ai sindaci che ci mettono la faccia e su un servizio importante come questo è giusto che diano risposte ai cittadini. Dall'altra parte non vedo la protesta dei dipendenti perché non c'è in atto nessun provvedimento che li esclude dalla nuova società e penso che non si possa fare a meno di tenere conto delle professionalità acquisite di coloro che per tanti anni hanno erogato, aiutato a erogare un servizio importante per la collettività. La maturità dei sindaci, la maturità che è stata manifestata veramente dopo un massacrante lavoro difficoltoso, si arriva in modo unitario a definire intanto una governance dell'azienda speciale consortile, alti profili individuati, alte e specifiche attitudini individuate in 3 grandi professionisti che certamente sapranno fare bene e sapranno veramente portare avanti una situazione che in questo frangente, in questo momento si rileva veramente difficile. Unitarietà, intanto siamo in 35 i comuni che fanno parte dell'azienda, oggi siamo tutti qui riuniti, tutti qui presenti a veramente sancire un passaggio e una data storica. In rappresentanza di Centro Consumatori Italia ma anche del Forum regionale dell'acqua e dei beni comuni. Oggi è una giornata storica, un momento di festa perché si è arrivati a quello che noi ci prefiggevamo da molti anni, dopo tanti anni di battaglia era quella di ripubblicizzare il servizio idrico e oggi praticamente è il compimento della costituzione appunto di questa nuova azienda speciale che riporterà l'acqua pubblica nelle case dei cittadini. Da un lato i lavoratori protestano, dall'altro si propone questa nuova società. Come valuta anche la composizione del CDA, del Consiglio di amministrazione, del Presidente? Ecco, una situazione ingarbugliata perché vede da un lato società fallimentari, insomma forse solo ad Agrigento farà da pilota in tutta Italia? Beh, intanto io vedo che la composizione del Consiglio di amministrazione è di altissimo profilo, meglio non si poteva, perciò siamo contenti di questo. Per quanto riguarda le situazioni ingarbugliate, purtroppo sono gli strascichi della cattiva gestione del passato
Per quanto riguarda invece Agrigento, sì, Agrigento si è dimostrata capofila della ripubblicizzazione del servizio idrico su scala nazionale, neanche su scala regionale, ma su scala nazionale. Manifestazione oggi anche dei lavoratori della società Girgenti Acqua Idrotecnic in gestione commissariale, che stamani si sono riuniti davanti alla sede del lato idrico in assemblea sindacale per discutere del fallimento delle due società, del cambio di gestione del sistema idrico integrato, della continuità del servizio e della salvaguardia del posto di lavoro. Una manifestazione che ha coinciso anche con la costituzione notarile della nuova società idrica dei comuni agrigentini che gestiranno la futura distribuzione del prezioso liquido. Per ribadire un concetto che sindacalmente e insieme ai lavoratori abbiamo ribadito già molte altre volte, già da oserei dire da anni, nel senso che il nostro territorio, l'ex provincia di Agrigento, merita un servizio idrico integrato idoneo, che sia accettabile, che funzioni e che renda un servizio di pubblica utilità dignitosa agli utenti. Oggi siamo qua ancora perché la situazione è davvero incerta, abbiamo una situazione contrastante che forse sta facendo scuola a livello italiano, dove da un lato abbiamo un'azienda che è fallita e le leggi fallimentari vanno in netto contrasto con quelle che sono una gestione di nomina commissariale e di nomina prefettizia che sia stata fatta per interdittiva antimafia. Realmente quando c'è una gestione fallimentare significa che si devono mettere i sigilli ad un'azienda, si deve licenziare il personale e dall'altro lato abbiamo invece un servizio di pubblica utilità che non possiamo assolutamente interrompere. Ecco, oggi siamo ancora qua ad avvalorare una situazione dove i lavoratori realmente sono il vero valore aggiunto e che ci hanno messo la faccia nel gestire un servizio idrico integrato fra mille difficoltà finanziarie, economiche, gestionali, ma vogliamo serenità. Serenità intanto perché deve essere garantito un servizio di pubblica utilità dignitoso al territorio. Vogliamo essere positivi perché a dicembre con i vertici dell'ATI abbiamo sottoscritto un accordo che i lavoratori che ci sono al momento, sono 300 Girgenti Acque, devono essere tutti dentro la nuova consortile perché questi lavoratori servono a fare funzionare questo servizio. Questo servizio funzionerà solo se ci sono tutti i lavoratori, nessuno escluso. Punto. Dopodiché questi lavoratori io li ho definiti eroi, perché se il servizio idrico, fra tutti i problemi che ci sono in questa provincia esiste perché i lavoratori hanno continuato a lavorare anche con problematiche grosse, compreso il fatto che alcuni di loro sono sottoinquadrati. Questo significa che questi lavoratori sono l'anima di questo servizio e senza questi lavoratori, lo devono sapere tutti, il servizio idrico non funzionerà. Siamo qua per evidenziare una situazione che è estremamente drammatica, oltre il fatto che questi lavoratori stanno ottemperando la presenza e le attività tutte quante. C'è anche due aziende che sono fallite, un commissario che non ha le dotazioni economiche per poter intervenire, anche per situazioni che possono evolvere in problemi di natura ambientale gravissime. Tutte queste cose mi pare che evidenziano che si è perso troppo tempo. Questa è la consortile, che la facciano, che vadano avanti, che nel giro di pochissimo si metta avanti un sistema che vada avanti. Le persone devono avere, il cittadino, la certezza di ricevere un servizio e che questo servizio deve anche migliorare, invece il timore è che possa ulteriormente avere delle battute d'arresto. Operazione Waterloo, ieri a Palermo l'udienza davanti il Tribunale della Libertà, celebrata per esaminare i ricorsi presentati nell'interesse di Gian Domenico Ponzo, Calogero Patti e Angelo Piero Cutaia dall'avvocato Giuseppe Scozzari attraverso il provvedimento di fermo e successiva ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere e poi domiciliari i massimi esponenti della società Girgenti Acque che ha gestito per lunghi anni in provincia di Agrigento la distribuzione,
la depurazione delle acque. 3 ore fittissime di udienza che ha visto la Procura della Repubblica di Agrigento fisicamente presente con il procuratore capo Luigi Patronaggio e i sostituti Antonella Pandolfi, Paola Vetro e Sara Varazzi. Ribadire la conferma del provvedimento restrittivo. Di diverso avviso l'avvocato Giuseppe Scozzari difende, come detto, Calogero Patti, 53 anni, dipendente di Girgenti Acque, Angelo Piero Cutaia, 51 anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque, Gian Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale Girgenti Acque, tutti agli arresti domiciliari, che ha chiesto l'annullamento della misura restrittiva evidenziando che non esiste alcuna associazione per delinquere e che non può mantenere in carcere persone con accuse che risalgono a oltre un lustro fa. Entro domani si conosceranno le determinazioni del Tribunale del riesame, che sempre domani esaminerà la posizione degli altri 2 indagati sottoposti a misura cautelare, ovvero Pietro Arnone, 58 anni, amministratore unico di Idrotecne, e Marco Campione, presidente della società oggi dichiarata fallita. 3 sinora sono gli indagati tornati in libertà: Calogero Sala, 61 anni, direttore tecnico e progettazione Girgenti Acque, Francesco Barravecchio, 61 anni, responsabile tecnico di Idrotecne, e Gino Della Volpe, 63 anni, già membro del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque. E stamani protesta dei precari del comune di Favara in prefettura ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Protesta stamani davanti alla prefettura di Agrigento dei lavoratori dipendenti del comune di Favara per la mancata stabilizzazione dei precari, nonostante le leggi regionali lo consentano senza alcun aggravio di costi per lo stesso ente comunale. Un inspiegabile ritardo a detta dei rappresentanti sindacali. Pensiamo innanzitutto che sia arrivato il momento di far vedere l'esistenza di questi lavoratori, perché come è noto la questione dei precari degli enti locali è quasi risolta per quanto riguarda i contrattisti in tutti i comuni. Il problema rimane solamente nei comuni che sono in una situazione deficitaria, quindi di dissesto, predissesto o riequilibrio finanziario. Attualmente sono 4 nella provincia di Agrigento. Favara è uno di questi, ha dei numeri veramente notevoli rispetto ormai al personale che è rimasto di ruolo. Ricordo che questi lavoratori hanno risorse neutre, cioè sono a carico del bilancio della regione fino al 2038, a condizione che però la stabilizzazione sia fatta entro il 31/12/2021. Sappiamo che comunque l'amministrazione è scadenza, ma noi chiediamo con forza che vengano predisposti tutti gli atti necessari, principalmente contabili. Il piano triennale fabbisogno sia modificato solo ed esclusivamente tenendo in considerazione questi lavoratori, in modo da snellire e non avere intoppi nella fase di certificazione del bilancio. E il momento è questo, la situazione è molto grave per quanto riguarda la condizione economico-finanziaria di tutti gli enti locali, della maggior parte degli enti locali della nostra provincia. Le stringenti norme nazionali impediscono a questi comuni di poter fare delle politiche di assunzione, di fabbisogno di personale, e crediamo che senza l'aiuto delle autorità competenti, quindi del governo centrale e del governo regionale, questa partita rischiamo di perderla. Quindi è il momento di far sentire la nostra voce. Tutti questi capilli burocratici servono a ben poco. Se non alziamo l'asticella della lamentela e della contestazione, noi non ce ne usciremo più fuori. È inconcepibile per i lavoratori di una vita che lavorano cercare di capire perché, se ci sono le risorse, non possono essere stabilizzate. Da oggi a domani non cambierà niente, quelle risorse dobbiamo avere. Le problematiche ormai ce le portiamo appresso da diversi anni, soprattutto da quando si è insediata questa amministrazione e da quando hanno dichiarato il dissesto. I lavoratori da 30 anni che aspettano le stabilizzazioni e Favara non riesce da 5 anni a cavare un ragno dal buco. Abbiamo sempre chiesto di accelerare per evitare di arrivare a fine anno e procedere sempre con i rinnovi annuali, così come consente la legge, anche se per quest'anno forse è l'ultimo anno che si può fare, ma non abbiamo mai ottenuto nient'altro che il rinnovo. Noi chiediamo la stabilizzazione perché i lavoratori hanno diritto dopo 30 anni ad avere garantito almeno il futuro.
I carabinieri della tenenza di Favara ieri sera sono intervenuti in piazza Cavour per un incendio propagatosi su di un grosso cumulo di rifiuti che si trovava abbandonato in strada. Le fiamme hanno interessato l'adiacente Palazzo Federichello, un immobile del 1700 di interesse storico. La struttura ha riportato danni alla facciata esterna e ai portoni in legno di pregevole fattura. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili che hanno innescato l'incendio dei rifiuti. E ieri pomeriggio a Favara la protesta dei cittadini guidata dall'ex sindaco Rosario Manganella contro la grave emergenza igienico-sanitaria causata dalla mancata raccolta dei rifiuti. Giuseppe Moscato. Un ex sindaco, Rosario Manganella, che sente la necessità di chiamare a raccolta i cittadini per protestare per l'attuale situazione sui rifiuti. Perché? Ma perché ormai siamo arrivati a un fatto che non può essere più taciuto. Siamo in una situazione igienico-sanitaria drammatica per il nostro Paese, il rischio salute è davanti a tutti noi. Ho sentito il dovere di chiamare i cittadini di Favara in piazza per mandare un segnale all'amministrazione comunale di Favara perché faccia fino in fondo la propria parte, perché queste tonnellate di immondizia che ci sono per le strade del paese possano essere definitivamente portate, diciamo, nei luoghi dove la spazzatura può essere, diciamo, ricevuta e quindi togliere, diciamo, le difficoltà che stiamo vivendo in questo particolare momento. Nel tuo intervento lo hai detto anche tu, quando ero sindaco anche loro hanno fatto sciopero, ma la situazione si è risolta subito. Perché adesso non si risolve? Ma non si risolve perché la situazione, una cosa che ho dimenticato di dire nel mio intervento, è legata profondamente soprattutto all'atto maldestro che hanno fatto all'inizio gli amministratori del comune di Favara quando hanno dichiarato il dissesto finanziario. Tutto parte dal dissesto finanziario. Loro ritenevano di scaricare le loro responsabilità sugli amministratori del passato e invece si sono, scusatemi il termine, autocastrati, perché essendo un comune in dissesto non ha avuto più la possibilità di ricevere i finanziamenti da parte dello Stato. Così come oggi non riescono ad ottenere i finanziamenti da parte dello Stato perché non sono stati approvati il consuntivo del bilancio 2019, il bilancio di previsione 2020 e il consuntivo del 2021. Rosario Manganella ha una soluzione al problema? Una soluzione è quella di farsi sentire, diciamo, in maniera più forte a livello di Ministero e a livello di Regione Siciliana. Io credo che questa Giunta non abbia l'autorevolezza per contare di più rispetto a quello che finora ha dimostrato di saper contare. Un bambino di 12 anni, Giuseppe Conigliaro, è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio nel Parco Sofia dove stava giocando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro a Carini, un paese dell'Interland del Palermitano. Il ragazzino sarebbe stato travolto dopo essersi aggrappato alla porta che gli è caduta addosso. Il bimbo è morto sul colpo ed inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che hanno sequestrato l'area. I rilievi del reparto scientifico e le testimonianze dei compagni di gioco chiariranno la dinamica del tragico infortunio e la notizia della morte del ragazzo si è subito diffusa in tutto il paese. I familiari, straziati dal dolore, sono arrivati poco dopo in via Aldo Moro. I carabinieri e la polizia municipale di Carini stanno cercando di accertare se il gruppo stesse giocando in un campo allestito dagli stessi ragazzi o in una struttura abbandonata. Il pubblico ministero, dopo la ricognizione del medico legale, sta valutando se effettuare o meno l'autopsia. Scoperta maxi piantagione di marijuana a Canicattì, arrestato 36enne. I dettagli sono stati evidenziati nel corso di una conferenza stampa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Incessante l'attività della Polizia di Stato mirata alla repressione e alla coltivazione della coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.
La squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi e il commissariato di Canicattì al comando del commissario capo Francesco San Martino, dopo accurati servizi di appostamento, traevano in arresto BGS Licatese di anni 36 per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di cannabis e porto illegale di armi e munizioni comuni da sparo. A riscontro di un'attività investigativa del commissariato di Canicattì si individuava una piantagione illegale di cannabis in un fondo ubicato nella contrada Corrige San Filippo, Agro di Canicattì, accuratamente celata in un vigneto munito da un apposito impianto di irrigazione. Successivamente si appurava che la coltivazione era composta da circa 4.200 piante di marijuana dal peso complessivo lordo di oltre 2 tonnellate per un valore di 250.000 euro. Il soggetto veniva bloccato, disarmato all'interno del casolare rurale insistente sullo stesso fondo, in quanto teneva alla cintura una pistola calibro 7,65 con un caricatore e 7 cartucce. Nello stesso fabbricato il personale sequestrava circa 3 kg di inflorescenze essiccate, chilogrammi 750 di fogliame essiccato e grammi 700 di arbusti privi di foglie. Inoltre venivano sequestrati un sacchetto contenente 36 cartucce dello stesso calibro della pistola, un bilancino di precisione, un furgone Veco con cassone munito di sponda idraulica parcheggiato nell'appezzamento del terreno utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente. Stamani la conferenza stampa alla questura di Agrigento. Un risultato davvero brillante, appunto opera di una collaborazione stretta tra la squadra mobile e il commissariato di Canicattì, appunto in un territorio particolarmente adatto, ahimè, alla coltivazione di sostanze stupefacenti illegale, che è brillante proprio perché è stato possibile, oltre all'intuito investigativo degli operatori di polizia, allo sforzo fisico relativo al quantitativo di sostanza stupefacente reperita. Quanto? Ecco, qualche dettaglio in più e come si è arrivati alla scoperta del crimine? Diciamo che nel periodo estivo, in considerazione anche della stabilità climatica di una certa temperatura che favorisce la coltivazione di sostanze stupefacenti, vengono predisposti dei servizi appositi per reprimere il fenomeno, appunto, e questo ha permesso il commissariato di Canicattì di individuare un luogo e successivamente è stata svolta attività investigativa che ha portato al brillante risultato, che è quello di aver sequestrato oltre 2 quintali di pianta di stupefacente appena estirpata. Il soggetto che era stato allora l'area era oggetto di svariati servizi di osservazione. È chiaro che poi nel momento in cui si è arrivati all'individuazione di un soggetto che poteva in quel momento far sì che interagisce appunto con la piantagione, quindi poteva essergli addebitata la responsabilità, si è intervenuti immediatamente anche col sospetto, che poi è stato fondato, che potesse detenere anche altri tipi di elementi illegali, come quello una pistola. Il controllo riguardo il territorio di Canicattì è costante da parte di tutto il personale, con spirito di sacrificio e soprattutto con professionalità. Il territorio di Canicattì si presta a questo genere di attività proprio perché si presta attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, che è un fenomeno preoccupante. E quindi il personale è anche rivolge la sua attenzione a questo genere di servizi di osservazione, grazie ai quali siamo riusciti a trovare anche questa piantagione. È stato il personale del commissariato di Canicattì che ha eseguito diversi appostamenti, diversi servizi, in relazione ai quali abbiamo avuto questo risultato brillante. La collaborazione con gli organi locali quali sono stati? Comune e altri, le accennava? Sì, la fase successiva dell'estirpazione della piantagione richiedeva un lavoro certosino e soprattutto manuale, per cui il personale della forza di polizia è stato impiegato, ma avevamo bisogno anche di altro personale che ci potesse collaborare, e in questo clima di collaborazione istituzionale, anche collaborazione
per la legalità. Si è richiesto al sindaco del comune di Canicattì e al dirigente del settore tutela e ambiente di mettere a disposizione mezzi e persone e uomini. Avete individuato anche qualche fruitore della sostanza stupefacente? Su questo stiamo svolgendo precisi accertamenti. Assenteismo, scatta il blitz al comune di Palermo, 8 dipendenti ai domiciliari, 43 indagati sono accusati di truffa e falsa attestazione della presenza in servizio. Vediamo. Uno spettro che ritorna, quello delle uscite non consentite durante l'orario di lavoro. Al comune di Palermo, infatti, c'era chi andava a fare la spesa o a comprare un paio di scarpe, c'era chi si concedeva una corsetta in tenuta sportiva e chi preferiva godersi una colazione al bar o fare visita a qualcuno. Sono 28 i dipendenti comunali in servizio ai cantieri culturali alla Zisa coinvolti nell'inchiesta denominata Timbro Libera Tutti della Guardia di Finanza, che questa mattina ha eseguito un'ordinanza del GIP. In 8 sono finite domiciliari, mentre gli altri sono stati sottoposti all'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria. I lavoratori impiegati, diretti del comune o delle partecipate Coime e Reset, sono ora indagati per truffa e falsa attestazione della presenza in servizio. Uno dei lavoratori coinvolti, secondo quanto reso noto, ha anche un'indagine per mafia. Ai domiciliari sono finiti Dario Falzone, 69 anni, Antonio Cusimano, 60 anni, Gaspare Corona, 68 anni, Mario Parisi, 61 anni, Francesco Paolo Magnis, 61 anni, Salvatore Barone, 47 anni, Giancarlo Nocilla, 48 anni, Tommaso Lopresti, 50 anni. Le indagini coordinate dalla Procura sono state eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Gruppo Tutela Mercato, Beni e Servizi. In soli 3 mesi finanziari avrebbero accertato 1000 episodi. Attraverso i video ripresi con una telecamera nascosta, i pedinamenti, gli appostamenti e riscontri documentali sono state conteggiate oltre 2500 ore di servizio non rese dei dipendenti, ma pagate ugualmente con soldi pubblici. Molto frequenti, spiegano gli investigatori, erano i casi di timbrature multiple da parte di un singolo soggetto per conto dei colleghi in realtà non presenti in servizio. In altri casi invece lavoratori avrebbero fatto ricorso allo strumento della rilevazione manuale, che consente, in mancanza del badge personale, di attestare la propria presenza al lavoro tramite comunicazione scritta. L'aspetto più allarmante, sottolinea il colonnello Gianluca Angiolini, come apprendiamo da Palermo Today, è il diffuso senso di impunità che ha permeato un significativo numero di pubblici dipendenti che si sono sentiti liberi di violare sistematicamente le regole del rapporto di impiego. Per il colonnello Angiolini si tratta di comportamenti che determinano un danno economico e di immagine per la pubblica amministrazione e che incidono negativamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. L'operazione di stamane, si legge in una nota, testimonia il quotidiano impegno della Procura e della Guardia di Finanza di Palermo per la tutela della legalità, con l'obiettivo di contrastare perniciosi fenomeni illeciti a danno della pubblica amministrazione che rappresenta e deve tutelare gli interessi della collettività. L'attività investigativa ha svelato l'esistenza di un fenomeno illecito estremamente diffuso all'interno della struttura pubblica cittadina, un contesto di quasi assoluta anarchia amministrativa, un modus operandi divenuto cronico a tal punto da essere considerato come un comportamento normale, commenta il generale Antonio Quintavalle Cecere, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Il super testimone Piero Nava, cittadino onorario di Canicattì, ieri la cerimonia non era presente perché è ancora a rischio e la sua collaborazione fece luce sull'omicidio di Livatino. C'è il servizio. Eccellenza, a distanza di tanti anni la domanda sorge spontanea. È stato davvero un gesto eroico quello compiuto da Pietro Nava? Beh, sicuramente sì. È stato un gesto di grande civiltà, di grande coraggio, che denota veramente un senso civico non comune. Una persona che si è trovata un po' suo malgrado in questa situazione, ma io credo che non abbia esitato veramente a fare fino in fondo il suo dovere, anche se questo ha comportato uno stravolgimento della sua vita. Quindi io credo che questa comunità in particolare gli deve essere veramente grata
forse il paese stesso gli deve essere grato, perché lui ha dovuto cambiare, stravolgere completamente l'esistenza sua e della sua famiglia, eppure non ha esitato ad andare fino in fondo. Quindi è un gesto di riconoscimento dovuto. Io credo che l'amministrazione comunale ha fatto benissimo a prendere questa decisione. Quando il sindaco me l'ha comunicata io sono stata felicissima di poter dare il mio contributo. Faremo questa consegna simbolica, poi sarà mia cura farlo avere personalmente al signor Nava, che come sapete oggi non si chiama più neanche così. Ha infranto il muro dell'omertà, perché spesso si dice non vedo, non sento, non parlo, invece lui ha visto, ha sentito e ha parlato. Lui ha visto, ha sentito, ha parlato, dall'inizio probabilmente non sapeva neanche che si trattava di un giudice, di un magistrato, ma spontaneamente, in maniera, come un gesto di assoluta normalità, quello che tutti noi che dovremmo fare, quello che tutti i cittadini dovrebbero fare, è andato e ha denunciato quello che aveva visto. Quindi io credo che in questa normalità, sta la specificità, la grandezza di questa persona. Noi dobbiamo sempre augurarci che non ci deve essere bisogno di persone così, a cui noi dovremmo essere eternamente grati. Una lodevole ed importante iniziativa che restituisce dignità e voce a chi per tanti anni non ha avuto né un volto né una voce. È un gesto importante quello del Comune di Canicattì, è un gesto significativo che va nel solco di quello che è il percorso di legalità che nel tempo è stato costruito da questa città. È sicuramente un gesto importante quello che ha voluto compiere, è un gesto importante anche che ha consentito poi alle indagini di svilupparsi nella maniera in cui si sono sviluppate e di assicurare alla giustizia dei feroci criminali. Sì, un dono molto gradito da parte di Salvatore Borsellino, che ha donato alla città di Canicattì una copia dell'agenda rossa, della famosa agenda rossa del giudice, tramite una nostra concittadina Nicla Latorre, che si è fatta portavoce, e per questo appunto rivolgo a Salvatore Borsellino un ringraziamento per aver pensato alla città di Canicattì proprio in questo periodo nel quale quest'anno Canicattì torna alla ribalta per notizie positive relative ai giudici, il nostro giudice Beato Livatino, il nostro giudice Saetta. Ricordo che lo scorso anno nell'edizione di Collegamenti 2020 abbiamo avuto ospite anche Fiammetta Borsellino nella nostra attività di tutta una serie di iniziative che abbiamo svolto lo scorso anno. Questo è un segno molto gradito, un dono molto gradito che accettiamo con gratitudine, e ringraziamo Salvatore Borsellino. Sì, la figura di Piero Ivano Nava credo che sia molto emblematica. È uno che di fatto è morto quel 21 settembre 1990 insieme a Rosario Livatino, però è uno di quelli che continua a ripetere con molto orgoglio: rifarei tutto quello che ho fatto, nonostante abbia perso la famiglia, abbia perso il lavoro, abbia perso l'identità, abbia perso tutto, di fatto anche la stabilità, perché si muove continuamente. Credo che questo sia un messaggio molto forte, vuol dire che ancora c'è spazio anche per l'onestà, c'è spazio per la giustizia, per la verità. La testimonianza di Nava credo che debba essere veramente fatta conoscere anche soprattutto alle giovani generazioni, perché questo è il futuro della nostra terra, è un futuro fatto di libertà, è un futuro fatto di orgoglio anche, è un futuro fatto di coraggio, non di mezze calzette che vivono tutta un'intera esistenza a capochino per poter ossequiare i potenti di turno. Il GUP del Tribunale dei Minori ha assolto per non aver commesso il fatto il giovane che la sera del 9 agosto 2018 conduceva lo scooter su cui era a bordo Sofia Tedesco, sedicenne di Favara, vittima di un incidente stradale.
mortale. Il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, era accusato di aver condotto lo scooter senza patente e di aver provocato l'incidente con manovre azzardate, tesi questa, come peraltro chiesto dalla stessa accusa, che è stata smontata al processo. A distanza di 3 anni dall'incidente mortale, dunque, bisogna ripartire da capo. E adesso la pista investigativa che sarà battuta è quella del pirata della strada, come già emerso nelle prime fasi delle indagini. Lo scooter con a bordo i 2 giovani, secondo una prima ricostruzione, fu urtato da un'auto pirata lungo contrada Esachimento, strada che collega Agrigento a Favara. A Lampedusa, a quasi 8 miglia dalla costa, nel tratto di mare teatro del naufragio di migranti lo scorso 30 giugno, il robot sottomarino della nave Dattilo della Guardia Costiera, al lavoro da martedì scorso, ha localizzato l'imbarcazione colata a picco a 90 metri di profondità. Dei 9 dispersi, 8 cadaveri sono stati trovati sul fondale, 1 nella barca. I superstiti sono stati 46 e 7 i morti recuperati subito, tutte donne, una delle quali incinta da 2 mesi. Il ripescaggio del relitto è un'operazione molto costosa e in tal caso occorre che la Procura di Agrigento, titolare delle indagini, sia autorizzata dal governo. A Montallegro i carabinieri hanno denunciato alla procura per stalking un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, perché dallo scorso 21 febbraio, quando si sono separati, avrebbe molestato con pedinamenti e scritte ingiuriose sui muri di Montallegro l'ex convivente di 23 anni, che, stanca delle vessazioni, si è rivolta ai carabinieri. La vigilanza dei militari proseguirà a tutela della donna. La Scala dei Turchi lo scorso anno è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Agrigento perché i frequenti crolli mettevano a rischio i visitatori. Nel provvedimento venivano individuati dei custodi giudiziari che avevano il compito di vigilare e impedire la pubblica fruizione. Quest'anno nessuno custodisce nulla, nessuno vigila i luoghi e ogni giorno decine e decine di visitatori scavalcano le transenne e violano i sigilli, penetrando nell'area interdetta. Questa è la denuncia dell'associazione ambientalista Maria Amico. Intorno alle ore 20:30 di ieri i carabinieri della stazione di Realmonte sono intervenuti nella località balneare Lido Rossello Punta Piccola a seguito di un incendio divampato nel chiosco denominato Oasi Bar. L'incendio, provocato da un cortocircuito, come accertato da vigili del fuoco di Agrigento, intervenuti per domare le fiamme, ha seriamente danneggiato una struttura in legno di circa 9 metri quadrati adibita a servizi igienici. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Al via ieri con Cinema e Stelle nel chiostro del Museo Archeologico di Agrigento una rassegna cinematografica. Il direttore dell'ente parco Roberto Sciarratta ha affidato la direzione artistica a Beniamino Biondi. L'iniziativa è ad ingresso libero. Arturo Cantella. Al via ieri sera il primo appuntamento con la rassegna cinematografica denominata Serate al Museo Regionale Pietro Griffo, che si è svolta presso l'atrio della stessa struttura museale, curata dal direttore artistico professor Beniamino Biondi. Il primo film proiettato è stato Il giorno della civetta, con la famosissima Claudia Cardinale nelle vesti di Rosa Nicolosi e Franco Nero che interpreta la figura del capitano Bellodi, dal romanzo dello scrittore racalmutese Leonardo Ciacia. Un doveroso omaggio ai 100 anni dalla sua nascita, diversi gli eventi previsti nel corso della stagione estiva, con tanti titoli di grande livello culturale e sociale. Sì, un'iniziativa che si svolge nel chiostro del Museo Griffo, uno dei luoghi più suggestivi che ci sono ad Agrigento, con uno straordinario affaccio sulla via sacra e sul mare, nell'ora del tramonto, delle proiezioni cinematografiche che si alterneranno anche a presentazioni di libri. Un programma molto interessante, anche di grande impegno culturale, che soprattutto dal punto di vista cinematografico punta all'obiettivo sui film di impegno civile. Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Leonardo Ciacia, anche l'Ente Parco alla Valle dei Templi attraverso questa iniziativa ha voluto ricordare il grande scrittore racalmutese. Proietteremo 2 film tratti da suoi importanti romanzi e faremo anche un altro interessantissimo omaggio a uno dei più
grandi registi italiani e peraltro anche uno dei più dimenticati, ossia Pietro Germi, un uomo che non era siciliano ma ha saputo cogliere gli aspetti più aspri e grotteschi della Sicilia con alcuni suoi film straordinari, tra cui Il cammino della speranza e Sedotta e abbandonata. E infine ci sarà anche una serata dedicata ai documentari di Vittorio De Seta, ma con delle interessanti figurazioni legate anche al cinema di Pasolini e alla frana di Agrigento, quindi sarà occasione per discutere anche di centro storico in questo luogo che per certi aspetti si trova quasi tra la valle e la città. È una iniziativa che punta ovviamente a un pubblico che ama la cultura nel senso più ampio e vivo del termine, ritenendo che si possa contribuire anche attraverso i libri e la cinematografia a produrre anche in città un dibattito civile e di impegno culturale, costituendo quelle forme di comunità che in qualche modo sono necessarie alla vita di una città. Il direttore artistico di questa rassegna, un incarico sicuramente importante anche per la tua carriera. Sì, io ringrazio il direttore del Parco Archeologico, l'architetto Roberto Sciarratta, che ha voluto onorarmi con questo incarico affidandomi la direzione artistica di questo evento. Ringrazio anche il responsabile del museo, il dottor Giuseppe Avenia. L'architetto Sciarratta ha sostanzialmente condiviso appieno tutti gli assunti concettuali che mi hanno guidato nell'elaborazione di questa rassegna, per cui c'è stato un rapporto di assoluta reciprocità, direi quasi fraterna, proprio perché in qualche modo riteniamo entrambi che sulle linee che sono state decise anche il parco possa dare il proprio contributo. Nelle celebrazioni certamente a Leonardo Sciascia è un segnale importante che un ente così prestigioso come il Parco Archeologico Valle dei Templi celebri lo scrittore e che si interessi anche alle vicende che hanno riguardato la città di Agrigento, il suo centro storico e la riscoperta di quei valori culturali che spesso sono anche umiliati e dimenticati dalla nostra stessa cultura locale. E adesso ci spostiamo a Siculiana per un evento che ha ricordato il professore Stefano Pissi. Carmelo Lentini. Giovedì scorso 8 luglio, organizzato dal Comune di Siculiana e dal Borgo Marinaro di Siculiana Marina, nella suggestiva piazzetta San Pietro di Siculiana Marina ha avuto luogo la manifestazione del cartellone estivo Estate Mediterranea 2021, dal quartiere Casale a Torre Salsa passando per il Borgo Marinaro. A questo appuntamento culturale è stato presentato Sciuriddi di Lume Paisi, una serata in ricordo del poeta di Siculiana Stefano Bissi. Dopo l'iniziale intervento del sindaco Peppe Zambito è seguita la relazione della professoressa di storia e tradizioni popolari Franca Pirolano. Ha moderato i lavori il dottor Carmelo Radellini. Il poeta siculianese Stefano Bissi, classe 1916, è stato apprezzato da diverse generazioni del suo paese per aver svolto con grande diligenza e professionalità il delicato compito di insegnante per circa 40 anni nelle scuole elementari. Quanti giovani, oggi seri quotati professionisti, hanno seguito tra i banchi le sue interessanti lezioni. Uomo generoso, non lesinava di mettersi a disposizione della comunità ed anche durante il servizio militare, da ufficiale di complemento, volle dedicare il suo impegno di maestro alle reclute analfabete e organizzato anche spettacoli ricreativi quale dirigente del complesso artistico del 16° Corpo d'Armata. Da sempre inoltre ha saputo esprimere il naturale suo bisogno di comunicare incisivamente col mondo degli uomini e delle cose, scrivendo con vena giovanile sia in vernacolo che in lingua. Lavori comico-satirici e pregevoli liriche di vario argomento e musicando con freschezza di motivi arie e canzoni di sua composizione. Oh, me compare donna Mararrosa, come ci porta chi la viola? Ad aspettamone, con ma c'è cosa? Incompetenza per dire la parola, ma c'è nudo che vicino che ne sente, perché su cose chiste delicate, manco le musche da sapere niente. Ma signore, no, parlate. Perciò, se può ricevere l'onore, Giuseppe Scaglia vola a vostra figlia. È un bel giovane travagliatore e miata chi da chi se lo piglia. E voi che ci date? Pepe a prosecco, la crapa, un margaglione che spicchia. È la salute che ci vuole, Ecco, c'ho meglio da così mi pare mia. Le figlie non venente, la sape fare. Picchisso, c'ha l'oro nelle mani, sciammuzza e sa essere e filare. E con l'oliva poi si mangia un pane. Sì, un giro di bello Antonio Mazzo, che c'hanno a dire? Ma caro ognuno. Certo,
che io che posso faccio, per me non manca, e che dice uno, lasciate che ne parla ma stupido, è scritto che le pesci del mare per davvero, vacca come che dico, sono destinati a colare a mangiare. E allora me ne va in santa pace, la parte me la dice, e la risposta, vedemmo, adesso non c'è meglio, e mi piace, vedemmo, casomai ritorno a posto. A Milazzo le attrazioni dello spettacolo viaggiante per tutto il mese di luglio, con un divertimento assolutamente assicurato. Tante le attrazioni disponibili sulla via Spiaggia di Ponente, adiacente all'area del mercato settimanale. E dopo un lungo stop finalmente si riparte anche con lo spettacolo viaggiante. Come sta andando in queste prime giornate? Come dice lei, abbiamo sofferto un pochettino, ma grazie all'amministrazione che ci ha dato anche la possibilità di installare qua ci stiamo rialzando. Abbiamo avuto un buon riscontro ieri di persone, quindi siamo contenti anche di essere ritornati qua a Milazzo, che è una data oramai fissa per il nostro giro di piazze e di feste. Siete fiduciosi, possiamo dire, perché la speranza di una ripartenza non deve mai mancare? Assolutamente no, fiduciosi che non ci chiudono neanche più, sentiamo discorso varianti e tutto, però siamo molto fiduciosi, devo dire. Siamo fiduciosi, come dicevo, perché veramente abbiamo avuto un buon riscontro ieri, la gente abbiamo visto che si è divertita, la vediamo più libera, più serena, anche le famiglie rispetto all'anno scorso le vediamo veramente più serene, ecco. Naturalmente tutte le prescrizioni anticontagio vengono rispettate, vediamo appunto lì c'è il gel sanificante, c'è il tabellone che indica insomma tutte le regole da rispettare e tutte le norme da rispettare contro il Covid e contro il contagio dal Covid-19. Vediamo tante attrazioni, anche se magari in numero minore rispetto agli anni passati, però l'importante è ripartire. Qui nello specifico invece cosa possiamo assistere? Questo è un treno fantasma, una giostra diciamo antica a livello di spettacolo viaggiante, esiste già da tanti anni e niente, è un percorso per famiglie, adulti, bambini, possono salire chiunque. La macchina entra all'interno del percorso tutto al buio e spuntano delle figure, dei personaggi, dei mostri, crea suspense, un pizzico di adrenalina per tutti, per famiglie e tutti. Autoscontro, giostra seggiolini, tappeto volante, Crazy Beach, simulatore 6D, treno fantasma e persino un'area per bambini, tiro a segno e pesca a premi. Insomma, ritorna il divertimento a Milazzo con lo spettacolo viaggiante, rispettando assolutamente tutte le norme anti-Covid. E Antonio, finalmente si riparte lo spettacolo viaggiante, interessa nuovamente il territorio messinese, siamo a Milazzo, si riparte proprio da qui. Sì, questa volta un po' più centrali, ripartiamo e vorrei ringraziare, come già abbiamo detto, l'amministrazione, il demanio, tutte le autorità che ci hanno dato, nonostante ciò, il Covid con le nostre linee guida, la possibilità di poter svolgere, di poter ripartire, riprendere il nostro lavoro, perché veniamo, come si sa, da più di un anno senza lavorare, quindi è stata dura, è stata molto difficile andare avanti, cerchiamo di ripartire, di riportare di nuovo la normalità, sempre rispettando le linee guida, rispettando il distanziamento sociale, l'assembramento, le mascherine, e che Dio ce la mandi buona e speriamo di sconfiggere veramente questo brutto virus che un anno e mezzo ci ha fatto un po' tribulare veramente. Vediamo che c'è tanta voglia di divertirsi perché ci sono tante persone, giovani, meno giovani, bambini che sono venuti qui già nei primi giorni di apertura per divertirsi. Sì, diciamo che è stata un'accoglienza veramente che non ci aspettavamo, quindi il pubblico ha reagito bene, sia i bambini sia gli adulti, quindi come già vediamo e si può vedere è un ottimo risultato. Quanto resterà fermo qui a Milazzo lo spettacolo viaggiante? Allora noi staremo fino al 23, 24, 25 di luglio, le date saranno queste, però vediamo come reagisce la popolazione, eventualmente ci sarà una proroga di altri 15 giorni per agosto. Vediamo, non ne siamo sicuri, vogliamo vedere come va. Veniteci a trovare, agli amici di Onda TV io auguro un'ottima ripresa anche per voi, Daniele,
specialmente anche per voi, perché ci è mancato anche il contatto con voi, con chi organizza gli eventi, con tutti. Sì, con tutti ovviamente, quindi una buona ripresa e speriamo di sconfiggere questa brutta bestia. Il presidente dell'Acragas, Sonia Giordano, è in città e a breve una conferenza stampa con importanti novità. Carmelo Lentini. A quanto pare è arrivata in città la presidente biancazzurra Sonia Giordano, che sta avendo degli incontri propedeutici con i componenti della società acragantina. Tutto questo per fare chiarezza e magari stilare un degno programma per la prossima stagione. Cosa ne potrà uscire fuori è prematuro saperlo e il tutto verrà sviscerato in occasione di una conferenza stampa che verrà indetta a giorni. Sugli incontri che si stanno approfondendo vige il più stretto riservo e secondo i ben informati all'orizzonte si profilano interessanti novità. La presidente Giordano è corteggiatissima dai tifosi biancazzurri che sovente la fermano per strada invitandola a rimanere in sella all'Acragas per un progetto futuro vincente. Ecco perché gli incontri che si stanno susseguendo in questi giorni rivestono una notevole importanza. Rispetto agli anni passati persiste una grande discrezione, nessuno dei diretti interessati rilascia i chiarimenti o indiscrezione, ma di certo, almeno questo siamo riusciti a saperlo, si sta lavorando alacremente per una stagione da protagonisti. Molte le domande che si intrecciano tra i tifosi. Cambierà la base societaria? Ci sarà l'ingresso di nuove forze in aggiunta all'attuale per una società ancora più organizzata? È definitivamente tramontato il sogno di ripescaggio come spesso è stato sbandierato per le finaliste dei playoff? Sono tutti interrogativi a cui molto presto verranno date ufficialmente delle risposte concrete, ma per ambire a ciò occorre avere delle credenziali pesanti e la migliore garanzia è presentarsi con una società solida, concreta e ambiziosa. Ciò che attende i tifosi di fede biancazzurre è un'estate molto calda e non solo a livello meteorologico. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.